Allora ci vuole raccontare che cosa l'ha spinta a Dorella a creare questo gruppo? C'è la motivazione qual è? Proprio con la massima sincerità. Beh, la motivazione è l'orgoglio di appartenere a un popolo, soprattutto, che muove. Anche perché, essendo che io e la Giustina Ardenia siamo partiti con questo, ma era proprio una mancanza che c'era, che era evidente, e con altre associazioni comunque che sono del territorio, come le Pasco Veronesi, Raise Venete, Veneto Reale, altri gruppi, pian pianino diciamo, nell'ambiente veneto si è posto questo problema, cioè perché non ricreare come hanno tutti i nostri eserciti, quindi nel caso della Serenissima. È stato un dispendio oneroso molto, molto forte, però ha dato i suoi frutti, anche perché chiaramente c'è anche il problema tecnico, nel senso, le armi che voi avete visto sono armi vere. Ovviamente si spara a saldo durante le manifestazioni, però ad esempio abbiamo l'artiglieria con l'esplosivo vero, con il permesso della questura, come questa sera abbiamo il permesso della questura e quant'altro. Abbiamo lavorato con queste realtà, anche con difficoltà, però alla fine tutti i comuni dei 330 hanno dato una mano enorme, c'è un'ottima collaborazione e ci sente proprio il bisogno. Soprattutto il motivo è che la popolazione ha il rapporto con noi di questo motivo, cioè è proprio spinta ad avere questo, sente l'orgoglio, e poi alla fine, come adesso sentirete, ad esempio l'urlo di San Marco lo canta e lo urla tutto il popolo, che sarebbe questo, lo sentirete adesso, dietro di me alle mie spalle dell'esercito. Allora l'ufficiale di linea chiamava e dopo anche il popolo rispondeva, era così: Reggimento al grido! Partera per me! Salvaggio! Partera per me! Salvaggio! Partera per me! Salvaggio! Ecco, questo qua, ad esempio, quando lo fai, ad esempio, nelle città come Verona, Treviso, insomma, il popolo esplode. Perché dopo ancora 200 anni, ancora il popolo urla San Marco? Perché il popolo si alza in piedi quando sente l'inno della Repubblica di San Marco? Perché siamo legati ed è la nostra cultura, che attenzione, la nostra cultura non ha un colore politico. Prima di tutto c'è la nostra cultura, poi c'è tutto il resto, perché il Veneto si deve sentire Veneto prima di tutto e dopo semmai si appartiene a qualche partito, ma prima c'è la cultura nostra e la difesa della nostra cultura, che dovrebbe essere una cosa di tutti e per tutti. Quindi questa è la volontà che noi portiamo nel territorio. E dietro di me, dei 150 iscritti che rappresentano tutte le realtà venete, ha dato la forza di continuare su questo, perché è giusto che sia così, come fanno ad esempio tantissimi gruppi anche nel sud e nel centro Italia, quindi non vedo perché il Veneto non deve essere come gli altri.